Quando la peste lo colse, fu come se il regno stesso crollasse. Ma per me era qualcosa di ancora più profondo. Ma come posso spiegarvelo a parole? Fui chiamata dalle monache per pulire le piaghe che lo avevano deformato. Ovviamente dovevo farlo io. Dovevamo farlo noi donne. Gli uomini non potevano soffrire tanto tenendosi a contatto con la putrefazione della carne. Il figlio maschio aveva sofferto molto più di me, evidentemente. Il cuore dolorante di una figlia, per i molti, non aveva lo stesso valore. Il mio spirito poteva sopportare di stare sola, al buio, col corpo di un uomo che avevo amato. Io l'ho fatto, non perché lo dovevo al mondo, ma perché lo dovevo al mio amore. E non me ne pento. Ma rimasi stupita che per tutti era un mio dovere in quanto donna. Tanti doveri, ma pochi diritti. Questo pensai mentre la salma veniva sotterrata. Anni dopo, anche mio fratello morì. Questa volta però non fu il male del mondo, ma la mano di un gruppo di vigliacchi, di nobili, assassini e vigliacchi senza discernimento. Lo avevano atteso nella notte e gettato in un pozzo con la figlia, mia nipote. Perché? Perché anche la bambina? Leggendo la lettera inviatami dal vescovo del terribile omicidio, fu la prima cosa che mi sono chiesta. La bambina, quale pericolo poteva arrecare? Fino a questo punto temono la nostra esistenza, da ucciderci solo perché esistiamo. Ma non mi abbattei d'animo. Mio figlio ora poteva essere erede. Certo, il legittimo erede sarebbe dovuto essere mio nipote, figlio di mia sorella, principe a Narbona. Ma da quel giorno, da quella collina, da quello schiaffo, un solo pensiero perforava il mio essere come una scheggia di ferro nella mia mano. Io non posso essere come un uomo. Io non posso, certo. E per questo era mio dovere essere molto di più. Non potevo essere una delle eroine nei poemi in versi? Bene, lo sarei stata allora nel mondo vero. Era tempo che una donna salisse al trono d'Arborea. Beh, tutti sapete benissimo com'è finita. Se non lo sapete, chiedetelo alla statua che torreggia lì nella piazza che, è dedicata a me. Ma non è tempo di vantarmi. Chiedo scusa, ma tutti abbiamo delle debolezze. Però ho regnato da reggente, giudichessa, viscontessa di Basse, contessa di Goceano per grazia del nostro Signore Dio. Dopo aver punito i vigliacchi, congiurati, che assassinarono la mia famiglia e aver portato pace e serenità con la corona d'Aragona, volsi il mio sguardo verso quella terra che avevo imparato ad amare. E vidi un popolo diviso. I nobili ancora non ubbidivano e il popolo era infestato da briganti e da vendette personali. Mio padre e mio fratello avevano già cercato di creare un sistema di leggi per il nostro logo, il nostro regno. Mi misi subito quindi a riunire il consiglio per completare questa opera unica in terre cristiane e romane. Potrei parlarvi del perché di molte scelte prese per portare ordine e sicurezza, ma sarebbe troppo lungo e voi vi dimentichereste ciò che ho detto al principio e sareste poi troppo stanchi per comprendere ciò che ho detto al fine. Ma ci tengo a raccontarvi la storia di alcune donne.
In uno dei tanti viaggi tra Castelgenovese e Oristano, decisi di riposare in un villaggio, non dirò quale, non è importante. Mentre camminavo per le strade, vidi davanti a una casa una giovane donna, probabilmente della mia età. Stava piangendo. Mi avvicinai a lei e la vidi. Aveva il volto livido, viola e nero, come il mantello di un saraceno. Tra i singhiozzi e il vomito, riuscì a sussurrarmi che un gentiluomo, l'aveva violentata alla festa dei morti. E ora il ragazzo che l'aveva chiesta in sposa l'aveva rifiutata e per questo il padre l'aveva picchiata, per aver disonorato la famiglia. Lei. Stai zitta! Ogni persona deve stare al suo posto. Quelle parole. Pochi giorni dopo seppi che era stata trovata morta nel fiume. Giorni dopo ancora mi raggiunse a palazzo una mia amica, una nobile che viveva in un grande villaggio del nord, e mi venne a chiedere aiuto poiché un conte genovese l'aveva presa contro il suo volere, mentre il marito era in guerra contro Aragona. Il marito, una volta tornato, aveva saputo le voci che la facevano concubina del genovese. Non le chiese nemmeno quale fosse la verità. E la prima cosa che fece fu prenderla contro il suo volere su un tavolo come un cane. Non poteva permettere che si raccontasse che lui aveva avuto un bastardo. Non avevamo nessuna legge che potesse garantire a lei giustizia. Giustizia, una parola vana quando chi deve garantirla è vigile nei vizi e virtuoso nella prepotenza. Come nelle carceri del nostro regno. Una volta passai vicino al terrapieno di San Martino, dove ponevamo i corpi dei condannati a morte, e tra i corpi riconobbi quello di una ragazzina, figlia di un poveraccio che viveva poco oltre il ponte del Tirso. Salutava sempre quando passavamo con la carrozza e faceva roteare i capelli, lunghi, ricci, neri e sporchi. Ma adesso quei capelli erano sporchi di sangue, la testa era rotta. Chiesi al boia cosa le fosse successo. Mi disse: Antoni, la guardia, ha fatto un'altra vittima. Ha cercato di prenderla sul pavimento bagnato nel carcere di San Filippo. La ragazza si è dimenata e, lo vede anche lei. Eppure era stata messa dentro solo per un po' di pane. Ma io che ne so, Altezza, sono solo un boia. Tante di queste storie, tante lacrime, tanta violenza. E perché? Ero fortunata solo grazie al mio lignaggio. Io come potevo stare ferma? Come? Cercai quindi di fare il possibile, ma il tempo è quello che era e il mio cuore doveva ancora sopportare la perdita di un figlio.